Buonasera a tutti voi, grazie delle vostre presenze, naturalmente. E le prime battute di man se va a nostre orchestre, al maestro Marco Balaben, a tutti orchestrai, perché non sanno già creare atmosfere di Nadal, che naturalmente è biele di vivi come sino a qualche giornata, a qualche ore di Nadal. Buonasera a tutti voi, grazie per presenze e naturalmente Dio, se qualcuno sperava che ho presentato Spartalian, al sarà deludut, per via che si, per via che si tormenten. Per via che si tormenten per insegnare, per passare qualche paraule dal chiavot dai fros anche, dunque il nono, come di, alla di Ciri, di mantenere il fil, non che il collega anche molto nevot, a queste nostre tradizioni, a questi nostri valori, a queste nostre identità, lenghe comprendute. Bon, allora, no, siccome vengono i fruttini, che è un lavoro tigniu, perché insomma, bon, o potessi immaginare naturalmente, ho taccaresso subito, io tal presentare, prima tal ringraziare naturalmente che hanno sostenuto questo tipo di appuntamento, che le regioni in primis, grazie a Parmies dall'Arlef, che è l'agenzia regionale Pelenghe Furlane che ha finanziato questi nostri progetti. Un grazie al comune di Udin che ha messo a disposizione questo teatro, un grazie ai filologiche Furlane per il patrocinio che licentain queste filologiche e tembot mantenendo vive e poi che poi la nostra lingua. Bon, possiamo cominciare tranquillamente, il festival è come tutti i festival ufficiali e sono chiamati inediti e sono 11 chiamati, e avevano di 10 per dire il vero, ma ho avuto qualche baruffa in giurie, non va e va, non va, bon, insomma non vengo un problema tan grave, insomma, io vengo mitude anche le 11esime. Dunque, questi chiamati sono nuovi, come dicevi, però dall'ultimo, dice già prima come non sono proprio tutti di zecchino d'oro, come dicono, e hanno qualche cantate anche un po', come dicono, riflessive, ma un po' per fruttoso, perché voi i fruttini che hanno un design che rientrano in queste voci bianche e sono anche più sveadini di me, voi di qualche volta. E naturalmente anche gli schiantati non sono proprio come che di una volta col moscerino, ballerino e via dicendo. Allora, ho cominciato. Dunque, o hai una biele fantacine di presentaus, prime robe, perché come, insomma, che io in un festival bisogna pure qualche femmine, qualche art, qualche muse femminile che si presenti, o vengono fantacine che non leerà qualche toccot de strofe di schiantate che a presentare. Perché naturalmente quando si chiante come coro, non è tan facile arrivare a capire bene gli speraulis, non come i piccoli, anche i coros grandi. Naturalmente io darai un'idea sulle cantate, un'immagine, no? E queste Matilde, che facendo subito le battute di mano, perché le invidi fuori, le capi e Matilde, anem pur qua Matilde, e le fantacine, già le brave, e io le fantacine che non svende di Bordan. Io ho avuto le fortune di vedere Sopari e Somari che mi hanno insegnato una volta bene il furlan. Fra l'altro, mi pare, aspetta che ti chiudo il microfono pure in ca Matilde che è il top west che qui, e sta studiando inglese, è vero che roba lì come? Sì. E è vero, perché dicono che imparare il furlan è una roba importante, dicono che sanno, per via che se si impara gli speraulis, furlanis, aiuta il frutten a cambiare di stazione ogni volta, no? È stato il piron, insomma la forchetta, le sedon, il cucchiaio, le tacce e il bicchiere, squan cambiare. E difatti le frutte, oltre che sape bene il furlan, è già che impara l'inglese. Brave. Grazie. Allora, ho cominciato con le prime chiantate. Si chiama Menone mi conte. Se è un figlio, come dicevi, che alten leati frus di voi ai nostre tradizioni e ai nostre marilenghe, e di sicuro il figlio che ten insieme nonos e nevos. I pari se sono un po' bittus in bande da chi settore, perché no, colpe no, vengono insegnata ai pari che hanno 30, 40, 50 anni, o voi insegnata a non fare la furlan.
sono i nonos più dai pares che a semeni in tal chiavò dai frus che il gusto di mantenere vive un'identità come che fa la none te chiantade che ascoltarin. Ecco una strofe che nus lei Matilde. Me nonne mi conte, di quanche di frutte, e veve il moros, e tante schianzons, di quanche la sere, te vecchio starie, e stavi in ta cas dal jukebox. I ridini voi, e pensa il moros, che non le me nono, le poc, ma sicur. Eccola. Ho vinto in tu anche qui. Brave Matilde. Tu puoi spolsare al momento, preparati per seconde chiantate. Noi presentiamo le prime e ho invidia di entrare e il coro pop magico che non scrive di feagne. La sono i frutin, se puoi venire fuori plan plan e entri. Allora, dos peraulis che li dici in italiano, intanto che il coro al resto mi è andato sì. E dos noti sul coro naturalmente. Il coro è piccola orchestra pifferaio magico di Fagagna, riunisce giovani interpreti da 4 anni in su. Si cimenta anche con opere di compositori contemporanei, alcune in prima esecuzione assoluta, appositamente scritte per il gruppo. Si sono già esibiti in diversi concorsi e importanti appuntamenti regionali. Il coro e piccola orchestra ha realizzato l'operina musicale Parpia un Fug, con l'associazione Felici ma Furlans promossa dall'Arlef. Un'esperienza speciale che ha introdotto bambini e ragazzi al meraviglioso mondo del teatro. Va segnalata anche una grande sensibilità della maestra Agnese nell'incentivare i piccoli a intraprendere con entusiasmo canto e musica. Se vedesse il coro, ho credo che sia di un dai più piccini santi. Allora, con due battute di mans, menone mi conte, per aulis e musiche di Ennio Zampa, chiantale del coro pop magico di Feagne, a dirigi che scoro la mestre Agnese Toniutti. Mirare
in davanti un po' di corse, seconde chiantate. I volares una bacchetta magica, questo è il titolo delle seconde chiante. Bisogna dire che i frus sono massa impegnati al DDV. Difatti i 3-4 amici angoste di chiatarsi insieme per la gioia, ma uno alla di là musiche, che l'altro alla di là lezioni di matematica, che l'altro alla ballon, che l'altro alla dottrine, non chiati mai il tempo per poter gioiare un momentino insieme. I volares proprio una bacchette magiche che fermi il tempo e che nos lasci gioiare tutti insieme. O clami Matilde per lei le strufute che interessa le nostre chiantale. Volares una bacchetta magica per chiatar fuori il tempo per gioiare. Oppure mena il nas come la strada al film. Ferma un momento che smon sbalinat. I volares una bacchetta magica per giocare il tempo con i miei amici e la famiglia. Eccola, io vorrei proprio della bacchetta magica. A chiantare queste chiantate ho vinto un coro che nos ven ferlatri de province di Gorisse. Allora, i volares della bacchetta magica e la musica è di Cristina Del Negro. A chiantare è il coro Piccoli Incanti. Piccoli Incanti che nos vengono per davanti, sono per qua. Pensate che ho vinto dividi i fruttins. Un po' di qua e un po' di là, o un po' di camarins da ora, ma non stava in duccio. E naturalmente i coros di una certa consistenza, di un certo numero, o ben scognuto mettio sotto, eccola, aspetta che urlassi il puest, perché l'ore san già cemut disponisi. Dos notis intanto che si prepari, in piccoli incanti. Il piccolo coro di natura parrocchiale è nato nel 2007, per accompagnare col suo canto la messa della domenica prima di Natale e della Domenica delle Palme. È formato da bimbi e ragazzi della scuola d'infanzia e della scuola primaria di San Lorenzo Isontino e dei paesi limitrofi, quindi in continua trasformazione. Non c'è alcun tipo di selezione, cantano tutti coloro che vogliono partecipare, chi è più intonato, chi meno, non importa, insomma, tal gron si combina e dot. Dal 2016 l'attività del coro è diventata continuativa con la preparazione di brani anche fuori del repertorio liturgico e grazie a questa apertura ha iniziato a esibirsi anche nelle manifestazioni come Chistecà. Allora, ovenne i volares una bacchetta magica per aulis e musiche di Cristina Del Negro, a chiantare del coro Piccoli Incanti di San Lorenzo Lusins, a dirigere le cachi le mestre, Cristina Del Negro, a te e al coro e il palco. Sta che sono in ritardo per la palestra già. Una manca vinto il torneo di prepara. Mamma manco tu, dai dammi una mano.
prof, es bella cominciare. Mi arciabatti tu un momento a vonda complicata. Ai di là fa per terra pico cianeggiare. Senti va, dove ti pare respirare. Passare sotto le nuvole. A me, a noi ci vuole questa bacchetta magica. Lasciata pure di impazzia. Unirai naso come la sera più. Tornando dentro sparirà. Ci vuole questa bacchetta magica. Lasciata pure di impazzia. Sveglia si sarà più. Come chiamato si va. Tornando dentro. Ciao papà. Anche fare gran, hai sa desidu, io diventerai un'importanza insieme. E non ci inventi che bacchetta magica, per giorni in cui miei omisse la famea. Una cantata che è intitolata Un paradis di Bausis. Anche gli autori disegni si sono un po' cimentati per i primi svolti, perché non avevano una tradizione tante di canzoni sparfrossi, insomma, di zecchino d'oro, per capirsi. E anche gli autori, come vedete, hanno fatto musiche, se per auli, anche magari non proprio per fruttini piccinini. Un paradis di Bausis, per esempio, il prossimo cantate, è cercare di internet, di social. I frutti sono più bravi di me, di me sicuri, insomma, con tal doprà che i tramais di voi alla. E l'autore, da questo caso, si lei a una vecchia cantata dagli anni 50, io mi visi da torrente vuote, so di no, perché bisogna avere una certa età. La vita è un paradiso di Bausis, se dicevano le cantate di Sanremo, le cantave robe di Nilla Pizzi, anche mo. Però attenzione al dis l'autore, anche Facebook al possedi un paradiso di Bausis. Lei non sono toccato Matilde, per un momento che ecco, ben non parcava, che c'è un po' più al centro, non sai se funziona il microfono, se potete indoprare il chi, sì. Prove. La rete è un paradiso di Bausis. Sì. La Kedut è virtuale, con quel naso lungo, gli ambi sempre più corti, che tornano da ora come un boomerang. Eppure, li sconti a mamma e papà, convinti che sia in verità. Vi ho le realtà di voi, grazie a Matilde naturalmente, io invito sul palco il coro a tutto canto. Chi sta nel coro che intanto calchiape queste, io riguardi un paradiso di Bausis. Gli speravoli se le musiche sono di Ilva Valusso, a cantare come dicevi tutto canto di Selvis di Remangias. A dire che scoro che mi sembra già particolare, come tal vio di lui, a entra, urbo, c'è la borsa, sono qua. Vedete come le cantate, a dirigere il coro e la maestra Lucia Bianchi. Partiare, marci rive al notamon. Viertes novità, amicizie, schiavi amici, di ogni ribelle gradi falsità. Su Facebook sotto costruis, anche quel che non mi piace. Le vite e un paradiso di così. Bausis per su quando sei che stia
fiedica. Dalla quarzo lato di pes a Sagittario a Snemi pagine modalità stud le canzoni d'ornamina urs. Io le indevant come presentante le quarte cantate tal mio cur e ie unerose. Dopo saranno le votazioni, se spiegherai c'è che vegni infatis. Queste cantate mette il Friuli in tune suage in una cornice musicale riguardante gli soschianti spui popolar. O c'è biel chi stia la udin, o c'è biel le gioventù. Va su chiollu nestelute poplantile tal sen che duccio riguardinnomo ho vin robat qualche peraule in là e dis le cantate ma l'uvin fat par fa rivivi un biel mandi a tutti i furlans che son pal mond. Tutto il mondo è la mia chiase, tutto il mondo è la mia int, ma tal mio cor e è una rose che di non a fas friul. E so dal Cilvi, so di Stelis, di Australia al Canada, no di Sarini in Marilenghe, mandi frus, mandi furlans. E chi sta cantando le chiante è il coro in arte Buri, che è il muslendi che bande ca. In arte Buri, il gruppo in arte Buri di Butrio nasce nel 1983 per volontà di alcuni amici componenti del complesso Ide Fire. No, facevi il calcolo, 83 sono io, 35 anni. Poi 35 anni, bisogna fare un applauso. 35 anni, non sono pose. Lo scopo era quello di trasmettere la passione per la musica ai giovani e così nel dicembre dell'83 debutta il festival per bambini denominato Festival in Arte Buri, arrivato oggi alla 29esima edizione. Oltre al coro dei minicantanti si sono create diverse realtà legate alla musica, al coro polifonico, all'orchestra, al gruppo di ballo e numerosi complessi musicali. La direzione artistica è curata dal presidente Fausto Lavaroni, instancabile animatore che è l'Udissio Passicosai Cevitis Calfas, e quella musicale curata dal maestro Andrea Savino. In Talgnò Cur e Ie Unerose, per aulis di Cristian Mauro e musiche di Franco Giordani, il coro in arte Buri alle dirigute de mestre Elisa Frankovic.
so zug di ondis, al niciule d'utildi. Ale lì che culla metiere, a basta lunghe la notte l'umpiti. Tutti il mondo, ale la me piace, tutti il mondo, e gliela me mandando e le rose, e di noi a Forse a tutti queste chiantose, o sai sicuro, no al plaza Rai. Io hai rubato qualche paraule, un po' di qua e un po' di là. E soltarci gli studi stellis, de Australia a Canada, con i carini marilenghe, ma di frus, ma di furlan. Tutto il mondo, la me piace, tutto il mondo, e gliela me mandando e le rose, e di noi a Che di noi a Fas Friuli. Come si faceva un bel giro in biciclette e disle chiantale. E gli domenie è il timpale biel. La mamma ha già preparato tutto tal zainut e ha messo una bottiglia di aghe, un panin, sperin di mortadelle e via con la bicicletta nuove per strade dal Friul a via di lis bielecis che nus regale la nestre tiare insieme naturalmente a mamma e al papà. Friul, Friul, c'è biel gira pasto stradis. Friul, Friul, ogni canton ha le special. Dai mons al mar, coi tie colors tu mi insegnis. C'è biel che le la tor con mamma e papà. Eh sì, al devi sei proprio te biel, biel è anche il coro che ho presentato in comò che nus ven di scuolis elementar dal Bearzi, che lo inviden a presentarsi. Lo inviden a presentarsi, a capapuesti, intanto io do i dos notis, come sempre, sul coro di scuolis elementar dal Bearzi. Dunque il coro delle scuole elementari dell'Istituto Bearzi di Udine è composto da una ventina di bambini ed è diretto dalla maestra Valentina Greci, insegnante di musica diplomata in pianoforte al Conservatorio di Udine. L'Istituto Bearzi, da cui proviene il coro, è una scuola salesiana. È una realtà il cui punto forte sono i giovani, sui quali la scuola scommette ogni giorno, avendo a cuore la loro educazione e formazione culturale, ma anche quella artistica. La musica era amata, mi segnala in ca, da Don Bosco ed è uno degli aspetti che viene coltivato con particolare cura e attenzione, promuovendo la partecipazione ad eventi come quello di questa sera. Il coro nasce proprio in occasione del festival Dai Frus Furlans. La chiantade a tor con mamma e papà. Per aulis e musiche sono di Simone Rizzi, a chiantare il coro scuole elementari del Bearzi di Udin, a dirigere la maestra Valentina Greci. Velà che è. E corda fora viodi dal team sul tacil non mi parte viodi neanche un ediule subito se mi clama il
le seste cantate che si intitola Se non ves dome cincains. Pensate che queste cantate un frutto al dis. Se non ves dome cincains, o la res via torpa al monte, a scoviargi, a curiosà, a ciri, c'è calena squindù lontan di me. Claro che le fa, come che si dice, un autore calegrant queste cantate. Ma il frutto però si può già immaginare di 11 giorni in voci bianche, alle già vonde come di cresciuto per poter ciri, insomma di là imparare al di poi come che fa in voi, no come una volte. Allora, a fanno queste cantate nus rive di Aquilè il coro Piccolo Coro Natissa, che di... e sono di qua, ecco là, sono già pronti, sono bravi, e sono già pronti. E andome di venire sopra schialute, le pile paio di schialins, bras e basse. Dos notis sul coro Natissa. Il coro di voci bianche, Piccolo Coro Natissa, è nato nel novembre del 2007 dal desiderio del coro virile Natissa, gran coro conosciuto, di promuovere il canto corale in età infantile ad Aquileia. Conta una ventina di coristi dai 7 ai 12 anni e il coro ha partecipato all'opera lirica Attila di Verdi, eseguita in piazza Capitolo ad Aquileia. Ha inciso Chicchi di riso di Pavle Mercù e vari brani per il volume Chiantus Paifrus, indetto dalla filologica friulana di Udin. Quest'anno il coro si è esibito alla serata di gala, roba importante, indetta da l'USCI FVG, l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia, selezionato tra i migliori cori della nostra regione. Che va ben. Allora noi come presente in queste cantate, se noves dome cincains, gli sperauli se sono di Mauro Vidoni, anche le musiche sono sempre di Mauro Vidoni, a cantare il Piccolo Coro Natissa con le brave mestre a dirigerlo che è Patrizia Dri. Le battute di man se via con queste cantate. Se non ves dome cincains, si smette a scherzo, o fermemo un momento dopo. Le speravo, le schiadidimi Matilde, se non è là, o l'avevi già fuori dretto. Scusai, aspetta Matilde che ti metti a questo, non è in più basso. Tranquillo. Ecco. Se non ves dome cincains, podares la torpa al mondo, corri liber, lassù e io, non ve pore di nessun. Jessi grand, quel monte in man, senza ve mai più i confins. Pode cori a torpa al mondo, al sicuro di ogni tormento. Grazie Matilde, come ho investit e gli è venuto proprio l'ora di sentire il coro. Se non ves dome cincain, il coro Natissa, Piccolo Coro Natissa di Aquilea. Lontano di me,
anche loro naturalmente, grazie. L'amplan comodaisi. Aspetta che faccio una pausa anche io, se non mi smentei come prima di clamare le frutte a lei. Una piccola pausa momentan per via che un signot o ven una bella sorpresa di Nadal, insomma, un aldi particolare che grazie all'organizzazione, ai suoi eventi che organizza questo festival di Roberto Montanari, o po' di inghioldro tutti insieme, insomma. Tal mies di Vualtri sarei, o vengono rose, une biele fantacine furlane straordinarie, che ten alte non dal Friuli e teneste tiare, ma no dome in Italia, insomma, Palmonte inter, tan per Dio, l'ultime tappe che ho potuto riguardare di grande, ma di tanti, è stato al Festival di Sanremo e ha presentato ha fatto diversi filmati, diversi telenovelis e via di gente, Violetta qualche don se riguarda, insomma, è cantante naturalmente, no? Ma è scrittrice, anche scritta anche come è conduttore televisive, radiofoniche, o ven con noi, e un grazie, ma un gran grazie, Lodovica Comello, che le invidi sul palco, grazie Lodovica, la ise che frutta che vuoi di bussare, e ven. Bella che arriva, brava Lodovica, un dai più bei regali che tu non sai fare. Grazie. Grazie. Lodovica, Buonasera, grazie, ciao, buonasera. ciao. A te, grazie. Scusai, ma tu hai fatto fare applauso a Ducchi, ma io mi tocca farti fare una T, perché Dite. veramente bravi, vorresti presentare. Io e te un Sanremo e vorresti presentare, magari, ma tu sai che... Dito che non sclamin? No, Lo sai. ma sto facendo Lo credo. un Sanremo furlan che vengono dai festival, insomma, Infatti, dagli mi appuntamenti invidia. furlan, là. alle nostre, così poi, il nostro chiacchieracchio Cir di Mantigny. E fra l'altro mi fa un lavoro di plaisir che tu chiacchieri ben furlan e i doc di San Denel. Sì. Mi Non fa le- strano fevela su un palco in Furlan, non sei abituato, lo Ho feveli a chiase, ma... Ho creduto che siedi le prime volte, puoi sì, dire. pensi di sì. Battute di Mans. E beh, insomma. Sì, sì. Però Allora. le biele. Sicuro, allora, Lodovica sente dos perauli se oltre al grazie di essere presente con noi. Ho saputo tanto di te, insomma, dot di te, se no saputo come non potevo stare di lui, ma si può lei lo perdotte. Ultimamente, tu dopo Sanremo, tu hai cominciato, hai continuato a fare il cantimò, insomma, no? Potevano sapere qualche rubute come che magari noi in timò state scritte sui social, sai, sui giornali. Le esclusive, dai. Magari, Non sai se Nenè, postate, magari. No, come si è impegnato con la radio, ha attaccato una nuova avventura, Radio 105 ogni dì, che il calavò è di sintonizzarsi a 6 di sera, di 6 a vot. Ah. Mi senti, attaccata a settembre. E come a gennaio torni a attaccare con Italia's Got Talent su TV8, quindi Sì. insomma, in di robe, dai. Non mi annoi, Non tutti a noi. mai. Allora, questa è una roba importante. Sente che ti dici, c'è stranezza di fasi alle fevelà per Furlan che ti dicevi, come che ci rendi mantigni lo viv, tu che tu sai il spagnolo, tu sai l'inglese, tu saprai tu anche il cinese. a volte. Spagnolo, no, cinese non stiamo No, mo. esagerando. No. No, a parte che dire, è una roba che tu le senti dentro, che ti dà così, non è un'emozione, ma che tu ti senti su un taccade a etotiare. Ma assolutamente sì, vabbè, il Furlan è la mia prima lingua, sono in sud, in tune fa me, che fa vele Furlan, che mi ha insegnato che tanta lei che impara l'italiano dopo all'asilo, sia io che me sur, l'ho imparato con gli altri sfrus. Quindi sì, a lei torna a casa, ecco, dopo io sono particolarmente orgogliosa da me chiero, pardulla chi vuoi cir di tirare fuori, a un certo punto tiri fuori San Daniele, il prosciutto, il Friuli, insomma, sono patriottiche. Una robone che frutta, una robone, brave. Lo sai, dopo lo sai, come noi vogliamo fare polemiche, come tu lo tu sai, no, ma no, chi no. a Friuli d'Oc hanno chiamato Anna Oxa, robe Beh, perché robe no, albanese, ma no, no, ma hai capito, insomma.
Cuore Anna Oxa. Ma no, che è brava, ma volevo dire, io che vengo robe buone, no, anche te ne È vero, stettiare. è vero. Sei Ma sono un furlans. po' di anni che ci di mettersi d'accordo, ovviamente mi fa super piacere venire Sicuramente. al Friuli Doc e di inchiastrarsi bene, ma ci darà che lui Sì, fa anche che. Ho detto che battute qui, perché no furlans, sono spaurosi, non si crede mica cosa c'è, o se niente forte, o se niente che magari o poden là in davanti, coraggiose, ma o se sempre con un passo in da urco, anche si cercare di sostenere un po' le nostre identità, come si impone, sai tu? E cercare in furlan, ma tanti, anche i politici, però quando sono là, e cercare in italiano, come che fossero robe masse basse, fevela furlan. Attenzione che dal 2000, credo che l'Italia si sia confonduta, dal 2000 ha accettato e ha approvato la legge che riconosce il furlan, mettendo le lingue furlane, le lingue minoritarie. Uno può cercarlo dal Consiglio regionale di Trieste fino all'ultimo sportello dal comune, insomma, di un ufficio pubblico. Stato ogni tanto, dunque se uno sa il furlan, che si ruta e può dire, no, che mi clami un che al fevele furlan, invece di no, parli italiano, che non capisco niente. No, scusi, sai, sempre pauroso, non è niente di fare di no, di che bande chi. Allora si intenti te e in roba che mi spalanca il culo. No, le biel che insomma lo sa, che lo ha imparato, lo fa a chiesa, insomma, se di buon di tramandarlo, ecco, le emozionanti di questi in piccinins, no? Che cacchianti in furlan. Allora, Lodovica, io credo che tu sia di Sacchi come dal Friul, per fortuna nostre, per passare le feste di Natale. Sì, a metti su qualche etto. Sperinetto, ma poi chilo che etto, mi sa. Sì. Naturalmente io ti auguri e gli auguri poi miei per te, per la tua carriera che hai già illuminato un lavoro bene. Grazie, io us auguri un buon Nadal di cur. Spero di tornare a Odis, insomma, in qualche altra occasione. Sicuramente, grazie a te Lodovica, aspetta che clami le frutte, belle, chiale le nostre Matilde, che ti dà le sorsutis. Un applauso anche a Matilde, che è bravissima. Grazie Matilde. Grazie a te. Ciao. Grazie a te e buon Nadal, buon finimento e buon principio. Grazie. Beh, insomma, una bella sorpresa che mi fa piacere. No plan con in davanti, dopo aver fatto una pausa, dopo sei la sfuro un momentino di se chiantate al nostro festival, come sono le 7 chiantate, che è intitolata Fioi da stessa tiara. Attenzione, che sono anche chi de bisiacarie, non sono proprio i fossaschi il Friuli, dividuto. Senti tu. Queste che sono chiantate scritte in tune di stanti varietà linguistiche che vengono in Friuli. Insisti a noi, torni a dire, insisti al dinus che di condividi noi, che di confrontarsi, che di integrarsi. Fate attenzione che il Friuli è di sempre un esempio di condivisione, di confronto, di integrazione. O vengono i tedeschi, Sauris, Tarvisio, Savès, no? O vengono i Slas, San Piero del Natison, tutti questi fetti salè, sono questi minoranzi, no? O vengono i Venice, che è di Pordenone, la Tor, no? O vengono i vari dialetti, non stiamo chiacchierando dai Graisans e dai Maranesi, o vengono i Bisiacs, che appunto, come noi arriviamo di Bisiacarie, a chiantarnos la prossima chiantate. Intanto ho inviti il coro di Man, anzi, prima ho sentito Matilde, perché sennò fa in massa confusione. Matilde, scusa, potete entrare, potete entrare comunque. Matilde, lei pure. Chissà se io la fasarai a farmi capire in furlan. Nuovi speraulis, nuove avventure, col gusto di essere con Watris. Anche se non sai bene la lingua, si capirà insicuro. Il motore de musiche nos guiderà, lo sai. Coro di Man. Ho letto qualche paraula proprio che fa capire che vengono di un'altra chiacchierata, insomma, che comunque si sforzeranno a farsi capire. Il coro di Man è in bisiacolo di domani, di Man, proprio è il titolo del loro coro, diretto
dalla maestra Caterina Biasiol. È formato da bambini dai 7 ai 14 anni ed è nato come naturale evoluzione di un percorso didattico iniziato nel 2010 con il corso di propedeutica Piccoli cantori del gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi. Tengo un'evore per là, Ha all'attivo diversi concerti, ha vinto il Canta Festival della Bisiacheria a Monfalcone 2017, si è classificato terzo al Festival della Canzone del Friuli Venezia Giulia a Grado 2018, ha partecipato a diversi festival, tra cui il Festival di Canto Corale Internazionale a Montecatini Terme, il Festival Alta Pusteria e il Festival della Canzone dell'Infanzia Voci Nostre a Umago. Però, dico, allora il titolo di queste cantate è Fioi da Nestra Tiara, per aule e musiche di Max Natali e Caterina Biasiol. A cantare, come dicevi, i Diman di Turiac, che sono di Turiac, e a dirigere la maestra è Caterina Biasiol. Sentensi queste cantate. Ja la fasarai a fammi capì in furlan. Nuovi speraulis, nuove avventure, col gusti essi con altris. Si capì sicuro il modo delle musiche, sfida la con Valtris, sa vince sta visis. Un po' bisiac, un po' furlan, insieme a Cresari. curiosità e più speranze e realtà. Si saliti si mi plaza che celeste immensità. O continuiamo con le ottave cantate, dunque la canta presente un ciel plen di nuvolis blanchis, la prossima.
noi di strani si disares, no? Se la chiantata non ti invidasse a fermati a chialà il cil, avio di che snuvolis che formin immaginis stranis, no? La muse di un ghiat, une frutte che riti, insomma, tu questi sielgi che ti plas e tu le fasi, tu le porti dentro tal tocur, proprio come che fas une niule. Come che fas une niule, la niule è une nuvole che magari lo sai, per glemone so parlé e disin le niule, no? Sono usate di un nul, une nuvole, per capisci ben, qualche dunque non avessi capire le parole furlane. E come Matilde gli è già pronte, per lei non sono toccato di chi ste chiantate, no? Come che fa une niule. Chia fin su, a rimirarsi dentro un spieli, fa di blu, e perdisi, chia anche smaglis di coton, o forse sclopet blanc. E pense, se al fosse possibile vel cielo anche caiù, e si bons, di cambia sempre un brut chiut in tune flave d'aur, come che fas une niule. E il chialchiut, brave. No, sentivi il chialchiut. Allora un mondo di furlan, no? Quando uno la mangia bassa di solito, così, lei che va a dormire, sente un peso su stomi, no? Che magari una volta gli stris lo ritenevano come un spirito malefico, un modon, insomma, sul stomi. Ho lei in davanti presentante la scuola medie dal Bearzi, che è già arrivata a Cassò. Io ho detto dos noti sulle scuole, il coro della scuola media mettessi pure la coves di mettisi, che io mi sposti per la covolese. Dell'Istituto Bearzi di Udine, composto da oltre una trentina di ragazzi, poi sono in tanti, delle classi prime e seconde della scuola media dell'istituto. Nasce come naturale evoluzione dell'attività musicale svolta in classe. Generalmente si esibisce e è affiancato dal gruppo strumentale di musica d'insieme. L'intento non è formare musicisti, ma educare tramite la musica alla cooperazione, all'ascolto dell'altro, alla bellezza. Il coro è diretto da Alessio Domini, diplomato in composizione ed in pianoforte, che da anni abbina la carriera musicale alla passione dell'insegnamento. Allora, le chiantate è come che fa su neule, per aule e musiche di Giulia Daici, a chiantare, come qua dite, il coro scuola media del Bearzi, a dirigere il maestro Alessio Domini, e chi che lui si ormestri il coro alle dozzo per sentirsi che ste chiantate, come che fa una niule. Si chiala che smaglis di cotton o forse sclopet blanc. Pensa se a forse si vive il cilan che caiu e yes di body cambia sempre un bucchiacchio in tune clave d'au come fa su niule.
Come che fa su Neniule, il titolo del cantare, a fare è stato il coro di quelli meltis dal Bearzi, bravos fros, bravis fantatis, ormai sono già grandos. Un grazie a voi, plan plan che potesse comodarsi, che io ho in davanti presentando le prossime cantate. E le nonne, io vengo anche modos, dopo di che si intende di cantare, dos, tre, io vengo schiarare subito, perché dopo vengono anche le votazioni, che spiegherai come che vigneranno fatti. Prossime chiante, il titolo è Ploe, o chiacchiaren di Ploe. Al pluv, la frutta è un po' gnervosute, dice le chiantate, e a di la chiase, se io che gli fu, nocchiate l'ombrene, e gli tutte bagnate al parche tutta al sedi quintri di ie. A un certo punto ha un salustri è un momento di clar, no? E ha un salustri, e viut la ploe come stelis lusintis che abalin culaiar, che fasin nasselis rosis, che entre anche dentro di noi parlavanus i tormens. Urpo, biele poesie che ho sentito un toccot de nestre Matilde. Ploe, ploe, c'è tante che ven giù, e passin li soris, il cielo le cuviert. Guai di la chiase, e nocchiati l'ombrene, me mari mi clame, o ai compis di fa. Mi par che duc mi dan quintri, oppure me, alla di capitami, sempre tutta mi. E buon allora Matilde, grazie, bravo Matilde, che lei un lavoro bene anche in Furlan. A cantare i pueri cantores San Giuseppe di Chiasteuns di Strade, che io invidi a chiappa queste. I pueri cantores di Chiasteuns è un coro nato negli anni 70 da un precedente coro di bambini che, guidati dalle suore a quel tempo, animavano con il canto la liturgia domenicale. Dal 1983 è stato diretto da Laura Crosato, che lo ha fondato e fatto crescere in numero e in qualità. Sono 35 anni, sai che lì che il ca? No, però c'è molto il prossimo, 83 le scritta. Chi sta? Buon, va bene. Poi dite, sono coros che hanno l'idris e fondi, se vuoi dire. Dal 1989, insieme alla collaborazione direttoriale di Sergio Tomasini, è diventato parte della Federazione Nazionale Pueri Cantores, finché nel 1995 fino al 99 è passato completamente sotto la guida del maestro Sergio Tomasini. Dal 99 fino ad oggi, in Vesit, il coro è affidato alla guida artistica di Daniele Pironio, che è il mestri, coadiuvato da altri insegnanti di canto. Il gruppo è costituito da una quindicina di elementi. So io vonde just, mestri, perché magari sono notis che si segnalati un po' per telefono, un po' che si lei in là, ma mi pare che sono giusti così. Vai bene. Allora, e loro sono già pronti, le cantate, gli ploe, che Martina, Giovanni Martina, G Martina, non sono arrivata ad ore a tirare fuori il non, sarà presente qui, e Giovanni Miani a cantare il coro colone di Chiasteuns e a dirigere il mestre Daniele Pironi. Un applauso a loro, sentissi che ste ploe che vengono, vedete che non fa. Ploe,
Bloe, coro Buori cantore San Giuseppe di Chiazione di Strade, bravs come tutti gli altri, grazie a voi, dopo Ploe, dopo sei sintus Ploe, plan plan o la sai se il palc, grazie. Noi le indevan presentando le 10 chiantate, che gli le penultime. La musica è un misteri, questo è il titolo. Queste chiantate, ovvio, e mette la musica in primo plan. La musica è sempre stata unica in tutti gli slanghi, che robe straordinarie. Tu potresti dare un partito musicale a un afgano, a un cinese, a un lapone e le musiche che tutte le sono in compagno. Di sicuro è nascute prima che nascesse il mondo, postai. Forse era la lingua di quanto ieri anche dentro tal cur pulsante dal tempo. La musica però, di sicuro, è un segnale di alleanze. Sentiamo un toccot, come sempre, dal testo di queste cantate con Matilde. Il primo regalo di musiche, piene di vite e di magie, è che nos fa divertire. Scusate, noi la pensiamo così. C'è gionde ve una mia per cantare in tanti slenghis, contents di imparare. A cantare queste prossime cantate il coro proprio cantare di gusto, così si declama il coro, che non viene di Udine di Tarcent, ma lo spieghi in dos notis, c'è che un po' il curriculum di questo coro. Il coro Voci Bianche di Musica Mia è attivo da quasi 10 anni, con inizialmente uno scopo prevalentemente didattico per preparare i piccoli coristi ad affrontare eventi e rassegne corali. Con passare degli anni la magia della musica ha sempre di più amalgamato tutte le dolci voci. Oggi il coro conta una ventina di elementi provenienti sia dalla sede di Udine che da quella di Tarcento. Il direttore, il maestro Davide Iuri, ha tradotto in musica tutta la passione e la potenza che vuole trasmettere ai ragazzi. Una musica che attraverso la nostra scuola ci unisce, ci rende amici, ci fa stare bene assieme sin dalla notte dei tempi. E dunque questo coro che alle pronte, ecco, stanno arrivando anche mo, collega fosse in dogglaio, anche mo, benissimo. Questo coro nos canterà la musica è un mistero, li sperauli se la musica è di Davide Iuri, a dirigere sarà la maestra Lucia Bianchi. Mi schiamba che il non che è rosse, investe il cognome alle Bianchi, sicuramente. Sentensi queste cantate, la musica è un mistero. Oh,
Musiche e misteri, musiche pacche che non speri, musiche dal mondo in distanze, musiche e un segnale alle ansie. Le musiche è un mistero, chiantà di gosta del coro che non si ha presentato, e complimenti anche a voi, naturalmente non a voi, ma a tutti che si sono presentati, so vedete, c'è vestidos, c'è coreografie, c'è impegno per presentarsi e c'è molto che poi di qualche don al fevele ben furlan, anche se magari non gli era mai capitato di fevelarlo. Potete pur comodarsi, fantacins, che non le in davanti con l'ultima chiantata, perché sono arrivati, mi pare, se non sbagli, ai 11esime, sì, e l'ultime. Ho stiamo come di un titolo particolare, Udinese fa un gol. Non sai se la pensarla, che sono arrivati oggi. Già il titolo di queste chiantate, insomma, ha spalanche i riquars, ma anche la realtà di voi, insomma, delle nostre squadre di ballon, l'Udinese. Chi te chiantate naturalmente è il nono, che si riguarda di Bettini e di Selmonson dagli anni 50, pensate, dopo l'El Pari, che si riguarda di Causio e Zico dagli anni 90, e con Pinzi e Scuffet si è messo anche il picciol a tifà udinese. Questo è un po' il sunto del chiantate. Come vedete, un Matilde che lo sconta naturalmente il tocco di strofe di queste chiantate, udinese fa un gol. Domani mattine la mamma in cucina che nos prepara i panins. Ue, a gioia l'Udin, la squadra dal Gnocur, che porta in alto i spiriti dal Friul. La mai blanche nere, no, senza se prins. Dopo sono arrivati anche i di Torino. Brave Matilde, che ha specificato in tune strufute un particolare che al merte segnalato. Note bizzarre è il coro che nos presenta queste chiantate. Il coro nos vende scuole medie di Sedean. Nasce nel 2013 come attività di laboratorio a classi aperte. È un gruppo in continua evoluzione e attualmente conta una quarantina di elementi provenienti da tutte le sezioni. Oltre ad allietare i momenti festosi di Natale o di fine anno scolastico, il coro si è esibito anche in diverse rassegne corali, dedicate naturalmente ai Frus. Hanno anche realizzato Oleika un CD con incise 10 canzoni di diverso genere musicale, a cui hanno contribuito oltre 200 ragazzi. Un anno dopo anno, sotto la guida della professoressa Ilaria Tuniz, che io ringrazio, i giovani hanno avuto modo di lavorare a fianco di vari musicisti, affrontando un repertorio sempre più ricercato. Udinese fas un gol, per auliche musiche di Aldo Rossi, a chiantare il coro Note bizzarre di Sedean, a dirigi le maestre Ilaria Tuniz. Ecco cacchio. Bettini e Selmoson, menono tin all'Atica, con Causio e Zico in campionato, io pari brocca la vosà, con Pinzi e Scopet, io a ti fami sui metut, e sempre un'avventure, l'Udinese al vinzerà. Gol, 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 l'Udinese fa sul gol. Gol, 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 si da fiducia si fa. Gol, 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 fare dentro i suoi colori. Gol, 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 il calcio in quinto quantità.
vicini, Nespris Capitans, di Natale e Iaquinta, son loro i Goladors, Spalletti e Guidolin, Mace e Gancio allenadors, no dall'Udinese, Sarinci Pretty Boss. Gol, 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 l'Udinese fa sul gol. Gol, 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 si da chi tutti attivano. Gol, 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 cuore dentro quel pallone. Gol, 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 classifico partita. Gol, 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 l'Udinese fa sul gol. Gol, 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 si da chi tutti attivano. Gol, 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 cuore dentro quel pallone. Gol, 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 Friuli Serie A, Friuli Serie A, Friuli Serie A. Cuore dentro quel pallone. Udinese fa un gol. Io lasse bravis che sfruttis. Ciao, con tanti pompon biancaneri, le bravis, io c'è figure che fasi, miglior dall'Udinese quasi. Grazie a voi. Naturalmente noi come vengono tutti gli schiantati, brave che nenine, come plan plan tu chiappi se il puoi, mi pare che la io parcano, mo? Sì, allora per usarsi delle strade perché sono in tanti, naturalmente come dicevi, qua che sono tanti, ci rendi metto al Camaron, che è più grande che l'Abbas, però sono stati bras che hanno resistito fin come. O vengono tutti gli schiantati. Grazie naturalmente, io torno a dirlo ai maestri e ai corsi, ai fros, che fra l'altro io squendilu, erano inchiantati, qualcuno è anche un po' difficile di chiantare, insomma, non erano proprio sempliciutis dutis, e sono stati bravi, che us dico che sono stati bravi, perché non è sempre facile presentare con tutte le sue insomma, bellezze una chiantate, sia di dare le giuste espressioni, le giuste portate, insomma, e loro lo hanno fatto un lavoro bene. Bon, a chi spon no, ho venuto qua, ho visi dove per come ho venuto qua a fare queste votazioni. C'è molti voti e voti i fros, perché è giusto, che sia di così. O vengono anche una giuria particolare, nestra, che è importante, ma non come che dai fros, vuol dire. E io una giuria di Granchi, là che vengo un rappresentante naturalmente dall'Arlef, un rappresentante filologico, un rappresentante dal Messaggero Veneto, dopo mi schiampe anche che l'altri, ma comunque, e dopo vengo il maestri Ballaben, Marco, che è quel che musicalmente li sa sentire tutti, se al podà sicuramente una votazione più giusta di tagli, magari anche dai fros che sono chiapas più che altri de bellezze de chiantate che di secondo che sono e teorele. Allora i fros e voting, io clamaremo subito sul palc, e voting loro e ho scelto un frutto per coro. No voting naturalmente quando è il loro coro, no voting. Però sono stato io e ho vendato anche prima, alle già 3-4 dischi che hanno il CD con le chiantate, con gli schiantati dutis, in modo che i frossi hanno avuto modo di sentire, perché se sono da urchi o la via, è chiaro che non sentono le chiantate, non si può pretendere che dedichi un voto come di giusto, non come che pensi. E varene, insomma, queste possibilità subite. Però prima, io non vi ho niente di caso, perché sono chi slus, che tormentano qui, ma è così, è giusto. Avrei sgos di far portare il salute, di autorità, che ho creduto che siano presenti, perché non vi ho di qua, ma insomma, che se due o tre che riguardino proprio le fatecce di questo festival, avrei sgos di invitarli. Signor Sindico, un grazie per essere presenti, grazie. Non vengo che al porti del salute della città di Udin. Si dice che Udin è la capitale del Friuli, signor Sindic, ma le qualche favelle manco il Furlan. Che è vero, ma insomma mi pare che erano in due cori di Udin, quindi questa è parte un lavoro bene, anche perché ho creduto che, come tu dicevi tu, forse per qualcuno è la prima volta che dopo la nostra lingua, la lingua furlane. Però vi sentite, la Comello, no? Che ha di mare lingue e il Furlan e c'è strade che ha fatte, perché si imparano le lingue. Favelando Furlan, non è che non si può imparare l'inglese, il tedesco o altre lingue. È una lingua, parte la lingua mari,
parudi magari un po' di manco, ma insomma si deve da fare. Intanto grazie che tu hai organizzato anche molte volte questi momenti di allegria, perché i coros dei Frus partono in allegria e partono in l'Avigny, il futuro si dice per italiano, no? Perché saranno loro a continuare a partire da nato crota anche la nostra lingua e la nostra identità, perché ossin anche noi un popolo e ossin se ne osa di fare musica, di cantare e di non perdere la nostra identità furlane. Grazie signor Sindaco, un grazie naturalmente per presenza, un grazie anche per il saluto che ha portato, grazie. Io inviterei sul palco per portare il suo saluto anche il presidente dell'Arlef. L'Arlef è la sensia regionale per l'Engue Furlane, naturalmente che dipende direttamente da regione. No? E ho un presidente che mi pare che le fresche di nomine, ho un Eros Cisilino che io ringrazio e qua i gosti, no, dice fresche di nomine, no, dice giusto, no? Ah, giusto, eccola. Grazie Eros, grazie Presidente per essere presente, naturalmente come che ti do dal tuo, perché bon, è di banda questa, sì. Comunque ti ha schiappato che l'impegno appunto di presidenza dall'Arlef è un impegno importante per sostenere appunto l'Engue, valori, naturalmente identità e tradizioni furlane, la che l'Arlef in prime persone si dedica a fare questo, dunque come ti tocca a te questo compito importante. Non stocchia, no, di la verità. Sì, non sì. Non è una questione di nome personale, è una questione di duccio. Ma chi sono anche rappresentanti di qualche dipendente, il direttore Alvarez VD6, si chiama Ciselin William come me, sì. e tra l'altro anche il presidente che mi ha preceduto, Lorenzo Fabro, Isai Calensano. A lei. Per cui ringrazio di questa presenza, ti ringrazio anche a te, perché io sono cresciuto con te. No, io ho detto per televisione, per tanti anni, no, con i familiari, per cui tu sei una presenza che rappresenta il Friuli, no? Per cui tutte le battute di mans che tu svudi, che sera qui sicuramente ti danno il peso che tu vali, perché tu sei un vero rappresentante del Friuli. Grazie. Ma un vero rappresentante del Friuli, anzi, vero rappresentante del Friuli, sono stati i nostri Frus. Sant'Agostino diceva che al chianta al preado voltis. Dos voltis. E loro, siccome hanno chiantato per Furlan, hanno doprato il Furlan do voltis. E di questo no, bisogna dare un dei nostri vescovi, no, Battisti, faceva un biel paragon, no, diceva, no? Ma la parola frus in Furlan si mea proprio frutti, sì. Partalian, no? Sicché agli nostri pomis, no, a chi frutti dalle nostre comunità, aveva il nostro ringraziamento. Hanno toccato, oltre ad avere una grande perizia di esecuzione, facevo in parte di quel piccolo comitato, sì. Ma che arriverà prima o dopo, primo o secondo, terzo, hanno là nessuna valenza, tutti sono arrivati a Springs. Sicuramente sì. Grande esecuzione e grandi temi, perché qualche tema è stato veramente importante. Ecco. Per cui, bravi i nostri frus, li spomis dalle nostre comunità. Grazie Presidente, grazie. Ho ricordi che in sala venga anche il Presidente Filologiche Furlane, nome Federico Vicario, un grazie a lui, a lei ha già ricordato il Presidente che era prima di Eros Ciselin Fabro, no? E dunque ho le persone che sono più donne di queste realtà furlane, grazie a loro. No, come ho in devan, perché i frus no, si dormidissimo, avresti in gusto di arrivare a fare chiantare le chiantate che vengono, che per noi proprio te granchi o credo che non us disi più di quel tanto, i frus hanno chiantate e meritano tutti il premi sicuramente, ma così in un festival tocca fa pure una schialute che decide qui che le prende, qui che le secondo. Io come clami sul palco una fantate che si chiama Daria Miani, qualche don le conosce già, ma che è una brava fantate che ha 2 anni che fa una trasmissione televisiva che si chiama Maman,
che tendono praticamente i fruttini, se sapete voi che i social, insomma le televisioni, i media, è roba importante, e allora se prima che entri magari avevi gusto di presentare un piccolo filmato, un momentino solo, un po' secondo, di queste Daria Miani, che è di queste mamma che gli fa una volta per settimana. Di dicembre si vierge il sacchetto numero 1 e si mangia il cioccolatin che è dentro. In te seconde di il secondo e via in davanti fino a arrivare ai vigili di Nadal. Queste immagini a confermano il suo passaggio. E ti picchia il suo chialcin sotto la nappe dal chiamin. E non sparte caramellis, des plui buinis, des plui bielis, cui regaie siei pacus, e contente tutti frutti. Ecco era questo filmato che giusto l'ho fatto come presentazione. Io clamo come Daria Miani, vede che frutte. Mandi a tu. Come che è per televisione. Mandi a tu. Grazie Daria, grazie per voluto chiamarti te. Grazie a voi. Perché tu sei simbolo di ogni dai Fros, stiamo facendo un festival dedicato ai Fros, naturalmente che lavora in tal tachiste ambiente, no? Ho i gusti di presentare, io sai che alle due anni... Comotte, mi pare vediessi al Zecchino d'Oro. E mi hanno fatto due vai di la verità. Sì. Ho vari gusti di due trasmissioni. Insomma, è un lavoro, abbiamo avuto un lavoro, lo metto tutti insieme. Comunque, chiacchieremo un po' di te, della tua trasmissione, sai che tu fai a Telefriuli, tu fai questo Maman, tu l'hai fatto quanto? Mamma, è la prima trasmissione per Frus, tutta in lingue furlane, su Telefriuli, Canale 11, su Sinvidia Viodile, ogni Vinars, a Sisman col Vinsore Sere, la domenica in replica, siete un quarto, e il Miarcus a Sisore Sere, sempre in replica. Sì, e il Vinars praticamente, e dopo... Il Vinars e dopo sono un po' di repliche. Ecco, allora, tu che tu hai sotvoli un po' che il palpano di queste realtà nostrane dai Frus furlans, dopo 2 anni che tu fai queste trasmissioni, c'è ti parial, ti vengono d'ogni i Fros, ti mandino via, vada, signora, signorina, no? Ho avuto dei risquintris. Sì. Prima di tutto anche chi da ora, perché ieri dai Fros che mi hanno detto, quella di mamma, sono contenta perché ho tanti risquintris di persone che mi mandano... Beh, ti mandano a salutare, ti ringraziano. Ti mandano a salutare, però hai la conferma che alle seguita sono tanti gli mestri che adoprano gli nestri spontanei. Io sono una bravorosa. Allora, noi vediamo se dopo aver fatto chi sforza, che c'è di fa, che sono il festival, che sono le trasmissioni, che sono altre realtà, se appuntamenti importanti, tenere strettiare, dito che rivedi alla sa semenata alc, dito che al nasci alc, Tachismon, che non è facile naturalmente, di capire al DDV, no, con notizie invasioni, ma con i cambiamenti che sono masse di corse, cioè sapete, o se inchiappas dentro in un sistema che qualche volta si perde in per strade. C'è di tu, che rivedi? Io e te con gli nostri schiancioni dal sicuro. Ho avuto tanti riscontri, soprattutto di mestri, come hai già detto prima, che adoprano gli nostri spontanei o gli nostri schiancioni, ma anche gli stos Dario, come di fonde, di suggerimento per le loro attività di lingue furlane. E io sono sicura che la musica, come dicono anche gli studiosi, è un bel mezzo, un metodo per poter entrare dentro il nostro chiavù. Allora, lei è un gran cabarettista e un gran imitador, che naturalmente al place anche ai Fros. Una nota per farvi capire di cui costò il fevelant, eccezionale veramente 2017 insieme a Enzo Paci, Franco Rossi e altri Sanchimò. Direttamente di Colorado nos arriva il cabarettista imitador Flavio Furian. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Applauso, grazie. E mi manca un po' respiro, se ci sei c'è
troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate e la voglia sai mi prende e si accende con i baci. Adesso sarebbe molto bello se voi faceste così, si vede? Bello. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Addirittura con le luci. Pensate ad Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo che presenta Gianni Morandi. Basta il movimento, basta il gesto. Non ci posso credere, Gianni Morandi, mio cantante preferito. Se lo faccio. E dopo quando io dirò, signor Gianni Morandi, voi fate finta di essere stupiti, fate oh. Signor Gianni Morandi. Perfetto, parto da qua, lo dico, signor Gianni Morandi, tu parti con la musica. Signor Gianni Morandi. Vai, musica. Tu nel tuo letto al caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Poi fa la corsetta. Qui fuori dai tuoi sogni, l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Allora mi capita di rientrare dalle serate di notte, no? E quando rientro accendo la radio perché mi fa compagnia, altrimenti mi addormento e sento cose strane, perché è ritornato da qualche anno alla radio Maurizio Costanzo. È difficile perché una volta si capiva un po' tutto quello che diceva Costanzo e oggi è come prendere l'LSD, cioè una roba al momento. Io accendo la radio, metto la frequenza e sento così. Me lo vedo dentro. Allora ho visto che si insieme ha detto e ti ho visto che giù aspetta no. Sono stanco, sono io, è colpa mia. Affitto in tiro, effetto che ti ho fatto un tiro, no? Se sei fortunato ha degli ospiti in studio, quindi chiama Vasco Rossi. Che te più importante mettino e tanti a bagare vita pericolata. Vacco Rotti! È bello. Arriva Vacco Rotti. E lui fa la domanda, Vacco Rotti? Ma quando è fatto a bagare che ha fatto un tiro e petto no? Vasco Rossi in frequenza lo capisce e risponde, capisci queste cose così? Sì, sì, oh say no. Let me see dance. Yeah. Come on. Adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte di tequila boom boom. Yeah. Sei cosa, sexy cosa, sexy thinking. Yeah. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai bene. Oh sì. Io ho la parrucca proprio di Berlusconi, proprio uguale, eh? Cioè una delle sue, lui ne aveva 4, una l'ho rubata io. Come la metto? Sento l'ottimismo dentro, proprio mi viene l'espressione, mi cattura. Adesso preme, sento l'ottimismo, sento che... Che meraviglia! Che momento meraviglioso! Sono in questa città meravigliosa, stupenda!
È una città che amo profondamente, una città che non dimenticherò mai. Dove siamo, mi scusi? Mica, dove siamo? Ah, guardi, io amo tutta la Liguria, una zona... I Trulli, Alberobello, che meraviglia, che meraviglia. Perché a Renzi basta poco, basta la camminata, l'espressione per entrare nel personaggio. La camminata di Renzi è questa cosa così, che noti un minimo di arroganza, ma poca, è così. Signori, stanno cercando di distruggere il PD, signori. Stanno cercando di distruggere il PD da fuori, signori. Non ce la faranno, signori. Lo distruggo io da dentro, signori. Adesso chiudo con una canzone che io vagabondo, sulla quale ci metto tutte le imitazioni che mi vengono in mente mentre la faccio. Quindi se mi dai Io vagabondo, io vi saluto così e vi ringrazio per il calore, per gli applausi e per questo applauso meraviglioso. Grazie. Cominciamo con Francesco Guccini. Mi dai un po' di voce di più sul palco, per favore? Un giorno crescerò, un po' meno base, e nel cielo della vita volerò. Claudio Baglioni. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Tiziano Ferro. E poi una notte di settembre me ne andai, il vento sulla pelle. Enrico Ruggeri. Sul mio corpo il chiarore delle stelle. Fabio Concato. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava. I Pooh. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Seconda strofa, Ignazio La Russa. Sì, la strada è ancora là. Bello. Un deserto mi sembrava la città. Topo Gigio. Oh, ma cosa mi dici mai? Un mimo che ne sa, è sempre azzurra, non può essere l'età. Galeazzi. E poi una notte di settembre me ne andai. Papa Francesco. È il fuoco di un cammino, è una cosa molto bella, Ratzinger. Non è calcio come il sole del mattino. Voitila. Chissà dov'era casa mia. E il mago Telma che assomiglia. E quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che... Grazie a tutti. Grazie mille. Oven i risultati. Macchinuti si sta po', calcolatrici. Allora io clami Daria le cacche, però clami anche Matilde, la Isela de Matilde che frutte Matilde la setu. E insomma, Coscugnin fai una battuta di mansa Matilde. E io ben voi di tignile tal miec, no, a chi intanto che facen le premiazioni. Allora, Daria, non serve un microfono, tu potevi sviluppare, tu hai il microfono, poi sviluppo. O cominciamo allora, intanto, e sono tutti arrivati primis, gli schiantati, però, come dicevi, una certa votazione sta le fatte. Io partirei con le tiarce,
quarti si sono restati tutti, così, ma farati ho avuto i punteggio e sono un'evore d'oglie, ho avuto 181, 179, 173 partiti. I voti schiattivi, i cocchiali che sono in K e in là, che non sono presi con tiarsi, troppo d'oglie che sono. Dunque, che avente il tiars premi, che arriva da tiarci, e gli taglio cur e gli une rose. Per aulisi Cristian Mauro e musiche di Franco Giordani. Ovresgos che gli autori se sono nos venissimo su. Naturalmente io facevo chiantare dome le prime chiantate, perché non può dentro una acclamato di coros, che saranno dormidis, mies frutins, fra l'altri, vuoi dire. Vedete se rivenga a svegliare per far sentire le prime. Dunque, le tiarze chiantate, che io vengo naturalmente, ripeto, acclamaresi, Isal Anchimò, qualche don restato, Isal il sindic di Udin, Isal Eros Cisilin, Isal il presidente filologiche che magari prese con te tiars, io facevo consegnare le autorità. Che io vengo Franco Giordani, che è un autore di musiche, e dopo che io vengo l'autore di Sperauli, dice io vengo insieme con le mestre, grazie presidente vicario di filologiche, grazie al sindic di Udin e grazie a Eros Cisilin. Allora io clamaresse presidente di filologiche le targhe di consegnare ai nostre mestre, disegna ai mestre, dopo naturalmente le bussate di ghost a due frutins e un grazie naturalmente a Giordani e a Cristian, vabbè, buon. Perché sono loro che hanno fatto naturalmente queste chiantate. Grazie. Io, dopo magari ho rendi la sauce un al cantiavuato, come la segno le targhe naturalmente al coro e ai mestre, d'accordo? Mamma, grazie autori. Seconde, vedete che voglio cirire le seconde perché sono tutti per ordine. Che hai le prime, tiarce, non hai le seconde. Ecco qua che le seconde. Le seconde la musica è un misteri. Per aulis e musiche di Davide Iuri, dal Mestri, che la fa le chiantate, che avreste voi di vero sul palco. E viene il sindic Pieri Fontanen, che al consegne a Iuri, ecco lì che le... No, alle lui che l'ha fatto naturalmente le mestre, la rosse che si chiama Bianchi, va bene, grazie a voi, spero che siete una soddisfazione anche per gli autori e per mestre che ha diretto si fros, grazie. E come ho le in davanti, per costruire in cori un po', che non ho le in davanti, premia le prime chiantate, che è allora total 190 vot punti, 113 io andassi fros, 85 le giurie sono i totali naturalmente. I va a una chiantata che ha un titolo che proprio non è tutto per Furlan, Fioi da stessa tiara. Per aulis e musiche di Max Natali e Caterina Biasiol, quai gosi veio sul palco. La sono e i fros. Io c'ero, io i bisiacs non portano via, lo sanno portare via. Vabbè, buon, dai. Allora i fros sicuro e sono invitati là sul palco, io c'è contenti che sono già, naturalmente per rifare le chiantate. Se ti den come il microfono, come? Aspetta un momentino, dai, eccola. Aspetta un momentino che noi ci terremo in bande e le mestre e l'autore naturalmente è sempre la sì, Ise la Max Natali. Ah, vedi fu, eccola. No, come in gosti vedi gli autori. Le cacale. Complimenti.
Grazie. Allora le targhe le vengono consegnate. Io invito le autorità a mettersi di qua un momentino, intanto che noi si sentono le chiantate. Le chiantate è l'ultime, o si arrengono queste chiantate, e in dos perauli scubotto ne ha ringraziato tutti naturalmente che hanno contribuito a queste festival, con le robe vonde importanti e vonde come interessanti per mantenere vive le nostre tradizioni. Ora ringrazio naturalmente l'Arlev, come dite sul PREN, nome che è il braccio operativo della nostra regione. Ora ringrazio il sindaco di Udine, il comune di Udine, ora ringrazio il presidente dell'Arlev, Ferro Sisilino, ora ringrazio il presidente filologico Federico Vicario e noi come si ascoltiamo queste chiantate, anzi o domandi una battuta di mano, aspettai dome covisi, perché che sono da ordis quintis non si favele mai, ma sono che hanno dato vita in realtà da questi 2 mesi, perché non si sta poco per fare un festival, è 2-3 mesi, arrivano le canzoni sul bando di concorso, le giurie si riuniscono, si elsi gli schiantati di portare ad occhi coro, gli musici di scrivi perché sono gli orchestrai, che sono dunque un applauso prima di tutto ai nostre orchestre e al maestri Marco, grazie maestri Marco Balaben e a tutti i nostri orchestrai. Un grazie va all'organizzazione naturalmente del festival, che è l'associazione Asso Eventi di Roberto Montanari, che ha curato la regia e la direzione musicale, tutte le registrazioni, tutto un lavorone. Grazie Roberto. A coordinatrice che è corso io un po' di qua e un po' di là, che è Maria Donata Gos, e a tutti i coresi, grazie, e a tutti i coresi, ai frossi, ai maestri e via di seguito. Allora come vengono le cantate Fioi da stessa Tiara, che si sentono dal coro Bisiac. Pronti? Ja la fasarai a fammi capire in furlan. Nuove speraulis, nuove avventure, col gusti essi con altri. Si capissi tu il modo delle musiche, sfida la che io canti con Valtris, sa vince musta visis, un poc Bisiac, un poc Furlan, insieme a Cressari. Armonia
Grazie al coro che nos ha cantato. Una cantata particolarmente beh, vorresti parsiarà in gloria, una grande vittoria furlane, fis da nostra tiara, che ste cantate una grande vittoria furlane, so sen rivas a fa cantare in furlan i bisiacs. Vuotri dicete che volete, ma io ringrazio, grazie signore mestre, grazie Fantas, grazie all'orchestra, grazie a sinistra autorità, sono già ringraziato due prime, un mandi e un arrivio a un'altra occasione, biele come chi stegà, mamma.